Il Veneto è ripartito ed è indispensabile che si avvii verso una nuova normalità anche il mondo delle case di riposo. Il presidente del Veneto Luca Zaia conferma l'arrivo delle linee guida per gli istituti per anziani. Noi speriamo che si possa sbloccare definitivamente questa che sta diventando una tragedia nella tragedia. Noi abbiamo un sacco di segnalazioni, non solo per le case di riposo, ma anche per i centri per i disabili e altre realtà dove familiari sono interdetti dalla visita. Le dinamiche più complicate nelle case di riposo riguardavano la presa in carico degli ospiti, ma con le linee guida questi problemi verranno superati. Abbiamo risolto un altro problema invece che ci sta molto a cuore, che di natura sanitaria è complesso, quindi ringrazio il Comitato Tecnico Scientifico che stamattina ha dato l'ok, che è relativo alla presa in carico dei nuovi pazienti, di nuovi ospiti. Voi sapete che per mesi non abbiamo più fatto accoglienza e autorizzato la presa in carico di nuovi ospiti. Ecco cosa cambierà quindi per gli anziani e per le case di riposo con le nuove linee guida. La presa in carico di un paziente, di un ospite nuovo, se viene da casa, prevede la quarantena, tampone e quarantena. La presa in carico di un paziente che arriva da altre strutture, quindi strutture ospedaliere, ha solo il tampone e non prevede la quarantena. Il Presidente lancia infine un appello a chi gestisce strutture per anziani. Abbiamo messo nelle condizioni le gestioni delle case di riposo di affrontare gli accessi e quindi le visite familiari, quindi appello che io faccio alle gestioni che aprano le case di riposo.